Domani 28 aprile si celebra Sa Dies Sardigna, che vuole ricordare i Vespri sardi che portarono il 28 aprile del 1794 alla cacciata del viceré sabaudo Vincenzo Balbiano e di tutto l'esercito di funzionari. All'origine della rivolta, a cui parteciparono tutti i componenti della società sarda, il reiterato rifiuto dei Savoia di far accedere i sardi alle cariche pubbliche, l'istituzione a Cagliari di un Consiglio di Stato in grado di essere vicino alle istanze dell'isola e l'istituzione di un Ministero per la Sardegna, moti che a Cagliari iniziarono ma che si estesero al resto dell'isola. Solo nel 1796 alcune istanze furono accolte. Sa Dies Sardigna è stata istituita dal Consiglio regionale nel 1993 e da allora rappresenta una sorta di festa nazionale sarda, sia pure nel corso degli anni sia stata celebrata con differenti accenti. L'epicentro dei festeggiamenti ufficiali domani sarà il Consiglio regionale, riunito in seduta straordinaria, una scelta, quella fatta dal Presidente dell'Assemblea Michele Pais, che ha suscitato polemiche con l'opposizione. Il programma prevede l'apertura dei lavori da parte del Presidente Pais, l'annuncio da parte del Governatore Cristian Solinas della firma del decreto di attuazione della legge istitutiva dell'inno ufficiale della Regione Sardegna. Il Presidente Solinas, prendendo atto della proposta formulata dal Comitato per Sa Dies Sardigna nei giorni scorsi, ha firmato il decreto che stabilisce le corrette modalità di esecuzione e l'indicazione dello spartito musicale dell'inno ufficiale della regione, su Patriota Sardu a Sos Feudatarios, meglio conosciuta come Procurade Moderare.